digitalizzare i processi di terrorismo e formare una professione specializzata ai detenuti. È vincente per molti motivi il progetto di un laboratorio interno alla casa di reclusione di Padova, che si inserisce nella rete degli archivi per non dimenticare, formata da archivi di Stato, soprintendenze archivistiche e archivi privati, centri di documentazione, associazioni che hanno lavorato e lavorano per conservare e tutelare la memoria storica del nostro paese sulle tematiche legate al terrorismo e alla violenza politica. C'è questo grande lavoro che si fa insieme proprio sul reato attraverso Ristretti Orizzonti e con Silvia Giralucci, che è fondamentale proprio per la presa di coscienza e di sensibilità, e questo forse anche tutte queste persone che oggi sono state qui, i familiari delle vittime del terrorismo, qui dentro questo carcere, hanno portato proprio la fiducia e il fatto che si può lavorare anche da questo mondo magari del male, vengono delle cose buone, è sicuramente un segno positivo in questa società. In carcere, oltre a istituzioni e detenuti, anche molti familiari di vittime del terrorismo. Benedetta Tobagi, figlia del giornalista Walter, Teresa Frigione, vedova del commissario di polizia Alfredo Albanese, Ines Calzavara, vedova di Nazareno Basso, morto il 2 agosto dell'80 nella strage di Bologna, e Adriano Sabadini, figlio di Lino, ucciso dai PAC di Cesare Battisti a Caltana di Santa Maria di Sala. Anima del progetto Silvia Giralucci, figlia di Graziano, ucciso con Giuseppe Mazzola nella sede dell'MSI il 17 giugno del 74, che fa l'esempio del processo per la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Lì è stata una necessità, prima che storica, anche processuale, perché il fatto è avvenuto nel 1974, ma il processo in Cassazione si è concluso lo scorso anno, peraltro senza condanne. Ma lì nel momento in cui si è presa l'ultima fase del dibattimento c'erano documenti per 1 milione di pagine, quindi anche inconsultabili, cioè ognuna delle copie per ciascuna delle parti avrebbe avuto un costo rilevantissimo, quindi si è deciso di digitalizzarle, di modo che sia per la consultazione sia per fare le copie si trattava semplicemente di fare la copia di dischetti. Manlio Milani, responsabile della Casa della Memoria di Brescia, è il marito di Livia, che perse la vita nella strage di Piazza della Loggia nel 74. E da allora il tema di fondo è stato come recuperare speranze indubbiamente per te stesso, ma come quella memoria che riguarda non tanto un fatto privato quanto un fatto pubblico possa diventare coscienza del Paese in tutti i suoi aspetti. Credo che sia questo quello che ci ha spinto, perché lì in questo senso c'è anche la modalità di ritrovare quelle persone morte che hanno dato la vita non solo per se stessi, ma certamente per contribuire nella difesa di questo sistema democratico.